Là in Albania che c'era un muggio di serpi. Alla sera con scuro te vedevi chi saltava da una pria all'altra. Mi somigliava proprio sciantisi del fuoco. Un colpo che mi dormio buttato per terra, con la testa posata sul zaino. Alla mattina, tirandolo via, ho visto che sotto che c'era un serpe tutto risolato. E sì che a me go tira via del colpo, stando attento che non me beccasse. A periodi che c'era un caldo che parea di essere l'inferno. Un dì, finché Gerimo Drio marciare, mi ricordo che aveva indosso una franella di cotone. Fatto sta che la goccia pa, la gocca vasò e la gotrata per terra. Ben, a me son fermata a guardarla. L'andava attorno da sola da quanti peocci che aveva su. E se catava anche poca acqua in volta da vicino. So che camminando, tante volte il sergente maggiore Tosolini e me diceva su una riccia: Toccato, sta attento al tale, non lo sta la sarghe bevere come una roia se catemo acqua, perché dopo, a che viene il mal de panza. Così fermavimo, mi piaceva dar buttarmi su de chi o par de lì, solo una coertina. A me metteva a petto nudo e faceva un sonetto. Mi ricordo che una volta a me go sveglia e go sentì un brutto mestiero da dire una spalla. Fatalità se è passato Tosolini e allora che go dimandà subito: cosa conti chi? Prova a guardare perché mi fa un male can. Sento cosa che la se, e mi ha detto lui. Una secca e la sesà metà dentro, sicché e me la cavà col suo cortetto. Eric, tu che mi domanda, sai che sono un po', no, non te comia avvisare, non te comia detto niente, e quindi questo è un tratto di vita da soldato, tuo nonno, Giovanni. Allora, vi voglio un attimo, molto velocemente, tornare in Rio. Tuo nonno era qua, a Maran, in un villaggio, una vita semplice, molto semplice, e si sta ciappà, porta via e mandà a fare il soldato. Cosa se che non te che posso scrivere su questo punto, cioè mi pareria portare via un uomo della sua terra che deve essere sta per un contadino, perché tutti quanti qua nati siamo tutti di origine contadina, se andiamo un po' in Rio, chi più chi meno. Cosa che devo comportare secondo te dentro il tuo nonno, visto il suo modo semplice? Beh, bella domanda anche questa. Sicuramente questo essere preso e portato via ha comportato una sorta di sradicamento, nel senso che è arrivato l'ordine, bisognava partire e si è partiti. E la cosa che mi ha colpito di più di mio nonno, però, del suo racconto, è stata quella sorta di rassegnazione. Mi spiego meglio. Mi diceva appunto che è arrivato l'ordine di partire, o meglio è arrivata la cartolina che invitava a partire e si è partiti. Bisognava farlo e quindi si è andati, senza discussioni, senza recriminazioni. Bisognava e quindi si faceva così. E questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché ecco, appunto pensavo ai giovani della mia età e appunto mi chiedevo come avremmo preso questa notizia, e non penso che sarebbe stata così presa a cuor leggero. Almeno mio nonno invece mi ha raccontato che appunto ha ricevuto questa notizia e così si è andati. E il di Drio, alla mattina bonora, ne si arriva l'ordine di parecciarsi per andare in Italia con tanto de carta fatta dal generale tedesco.
e sicché, in mancanza di ordini superiori e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, aghemo versare le armi su un piazzale e seghemo parecciare per la partenza. Ghemo podesto tenersi solo che un scioppo per ogni squadra. Agli ufficiali invece che hanno lasciato tenersi la rivoltea. Beh o male che abbiamo fatto quello che volessero i tedeschi, perché se fidavano ancora di loro, cioè avevano combattuto insieme fino di prima, cos'altro potevano fare? L'ordine di partire ne arriva al 13 di settembre e l'ora che abbiamo tolto sulle nostre robe e seguimmo incamminati. Seguimmo portadrio i muli e anche un bel fiade vacche di quelle che avevano sequestrato in volta per le campagne uno degli ultimi rastrellamenti. E abbiamo formato una colonna lunga, drio a strada. Saremmo stati, occhio in croce, 2000 soldati. Ma ricordo che tanti civili greci piangevano guardando andare via, perché aveva paura di restare là, da soli, coi tedeschi. Da Giannina siamo andati a Florina, che abbiamo fatto più di 200 chilometri a piedi. In 15 di viaggio. Si camminava più che altro di notte, perché in tel dì c'era un caldo che pare ad essere all'inferno. Arriva a Florina, i nostri ufficiali innegavano giù ai greci del posto le bestie che ne c'era restate. Coi scheghi gacciapà, che mo podesto comprarsi qualcosa da mangiare pal viaio, perché da ormai le nostre scorte taccava a scarseiare. So chi ha tolto più che altro pan, perché costava poco e si conservava meglio. E sì che abbiamo ciappa il tren, dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con noi altri. Siamo montati sui vagoni che si doprava per portare in volta le bestie, in 60-70 ognuno. Siamo stati 16 di in treno prima di arrivare a destinazione. E ne ha fatto fare il giro della malora. Dalla Grecia siamo andati dentro Jugoslavia e da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo, finché c'erano in Romania, il treno e si è fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino e mi ha fatto. E se un borghese qua fuori, e mi ha detto che il gatto vestiti da darne, se voemo. Andiamo, che dismontemo e stiamo qua. A sentirlo somiglia chi si adrio menarne in prigionia. Ma intanto se partiva il treno. Se no, c'era facile che fossimo saltati sul serio. Là, che c'era de che distensione de campagna, che nessuno ne aveva catà. Ma sarissimo sta buoni venire a casa dopo? Non so come che la sarei andata a finire. Cosimo sta a Innsbruck in Austria e il treno, invece che girare in zoppa all'Italia, e che gira su per la Germania. E se sta l'ora che i nostri ufficiali, che dare ormai, che aveva mangiato alla foglia, i che capiva il traneo che ne aveva fatto i tedeschi. Altro che portarne a casa in Italia. Lì che mo capio da essere prigionieri. Se lo avessimo saputo prima, di sicuro qualche dun e cavaria provava a scappare. Ma da ormai gerimo in mande a poia. Se sta questo imbroglio che ne gamena dentro in Germania. In questo capitolo Joanin scopre di essere prigioniero e da quanto ha scritto anche noi lettori ci rendiamo conto del boccone amaro che Joanin aveva e invece gli amici pensavano di tornare a casa. I libri di storia danno una loro versione dei fatti, ma secondo me la versione del nonno è diversa. Cosa ne dici? Beh, c'è una frase che ancora nella fase in cui appunto stavo raccogliendo la testimonianza di mio nonno e mi ha colpito particolarmente, che è la frase appunto pronunciata dal suo amico nel momento in cui erano fermi in una stazione qualsiasi, ancora prima di arrivare in territorio tedesco. A sentirlo somiglia
chi sia troppo portarli in prigionia. Perché mi ha colpito questa frase? Perché ci fa capire l'inconsapevolezza che avevano i nostri soldati. Loro erano stati spediti in un paese che nemmeno conoscevano a combattere una guerra contro persone che nemmeno conoscevano e sì, nell'assoluta inconsapevolezza obbedivano agli ordini, non sapendo nemmeno quali erano gli scenari che si muovevano attorno a loro. Appunto mi viene chiesto adesso che forse questa versione è un po' diversa dei libri di storia. Io direi, porrei la questione in un modo un po' diverso, nel senso che spesso e volentieri i libri di storia che parlano appunto della seconda guerra mondiale, in particolar modo mi riferisco al periodo che appunto è successivo all'8 settembre del 43, e si concentra soprattutto, forse anche per motivi di spazio o di tempo, su quello che successe in Italia, in particolar modo nelle regioni centro-settentrionali. E non si concentra invece su quello che accadde ai soldati che, come mio nonno, l'8 settembre del 43 si ritrovarono in territorio straniero. Appunto questi soldati si trovarono di fronte all'esercito tedesco, che fino ad allora era stato alleato, e dall'oggi al domani si trovarono appunto con uno schieramento davanti che non era più amico, ma era diventato forse nemico, non si sapeva, perché appunto mio nonno mi diceva che non ricevettero nessun ordine, nessun nemmeno consiglio, né dall'Italia né dal comando greco di Atene. Allora appunto questi soldati, non sapendo cosa fare, si fidarono di quelli che fino al giorno prima erano stati, non dico amici, ma sicuramente alleati anche preziosi in alcuni momenti, perché appunto ricordo che in Grecia furono i tedeschi a tirar fuori dai problemi i nostri soldati, e cercarono di fidarsi perché più che altro null'altro potevano fare. E immagino quindi quale possa essere stato il sentimento prevalente negli animi appunto di questi ragazzi che si ritrovarono in vagoni bestiame, diretti in un paese sconosciuto a fare una prigionia che probabilmente non li avrebbe portati poi a ritornare a casa. Noi altri non c'erimo neanche a considerare come prigionieri di guerra, ma peso ancora perché avevano tradito la Germania. Difatti i soldati americani, francesi, inglesi, polacchi e russi, che i tedeschi che aveva ciappato in volta per l'Europa, su per le sue vecchie divise, che aveva stampato in grande ben vista, prigionieri di guerra. Ne altri invece che avevano stampato internati militari italiani. Che c'era una bella differenza fra le due categorie. C'era sta Hitler in persona a voler che i soldati italiani non fosse neanche a considerare come prigionieri di guerra, perché in sta maniera non avrissimo neanche avuto diritto all'assistenza della Croce Rossa. E proprio così si sta in mestieri, sicché i tedeschi che potessero farne quello che avevano, senza che nessuno potesse ficcare il naso nei suoi affari. Ma come se sta possibile sto tramaggio? Io aveva studiato bene. Tutto si è successo perché quando i nostri governanti aveva firmato l'armistizio con gli americani e gli inglesi, noi avevamo fatto insieme anche la dichiarazione di guerra alla Germania, sicché a rigore le donazioni non le potevamo considerarsi nemiche. Questa dichiarazione la aveva firmato un mese più tardi, il 13 di ottobre del 43, ma intanto noi altri siamo stati in consegna dai tedeschi. È proprio su sto fatto che si è attaccato. Secondo il suo pensiero, gli altri non potevano mia essere valutati come prigionieri di guerra perché ne aveva catturato prima della dichiarazione di guerra. A sentir loro non c'erano quasi neanche da considerare come dei soldati regolari, ma piuttosto come dei ribelli. Mi diceva che se avevano messi volontariamente contro di loro senza aver mai ciappato nessun ordine dal nostro governo,
che in effetti non gli aveva mai detto de preciso cosa fare. E ne accusava di averghe sparato addosso alle truppe dell'esercito tedesco per impedirghe di portare a compimento i piani militari dei suoi generali. Stando così le robe, lui aveva tutti i diritti di ciaparne e di metterne via per difendere i suoi interessi. E come punizione avevano da star là a lavorare per contribuire allo sviluppo e al benessere della Germania. Beh, ciavada, no? Se per quello che fin da subito i tedeschi ne ha considerato come internati militari e non come prigionieri di guerra. Ciò, a lui che faceva comodo pensarla così, perché in sta maniera i poteva tenerne là finché voleva, senza renderghe conto a nessuno. Noi Geremia Baucchi tedeschi, i sapeva ben quello che faceva. Ecco, questo qua è lo sbandamento che purtroppo non si riporta in tanti libri. C'è una grossa differenza per la Convenzione di Ginevra che parla della differenza che c'è con i prigionieri di guerra e quelli internati militari italiani. Questa grossa differenza la sapeva benissimo i grandi capi. Allora ecco che i nostri poveri soldati alpini li veniva a ciapare in maniera così inconsapevole dai campi, li mandava li sapeva contro chi che aveva a combattere, gli diceva quello è il tuo nemico, e dopo tutto un colpo ti dice no, non sei più quello, adesso è quello che ti hai combattuto sempre insieme. Sbandamento generale. Allora, tuo nonno, io ti dico onestamente, ho fatto un po' fatica a capirlo sto passo, un po' perché ho letto altri libri, no? E cerco di mettermi nelle scarpe di tuo nonno. Mi sono dell'idea che se tuo nonno aveva un bel caratterino allora, sarebbe fatto venire ancora più grosso. Secondo te, tuo nonno se la messa via questa storia, oppure che ha sempre detto nati siamo proprio un po' qui che abbiamo gli ordini, dopo ti dire tutto un colpo, no, quello non c'è più, sai che altro. Non ho mai più riportato sto passo tuo nonno. No. Cioè sbandamenti nella vita in generale, cioè, come che viviamo anche adesso, ecco, voglio un po'. Penso che l'aver vissuto in così giovane età uno sbandamento così grande poi serve a formare un carattere che durante poi il corso della vita sicuramente è d'aiuto a non cadere in altri sbandamenti. E certamente è stata una grande prova quella a cui sono stati sottoposti appunto mio nonno e i suoi compagni, perché già l'essere considerati prigionieri secondo me provocava una sensazione di annullamento totale, nel senso che loro erano delle persone che non avevano diritto nemmeno a una razione decente di cibo al giorno, che dovevano lavorare in una città straniera che non conoscevano, essendo anche esposti agli insulti e al disprezzo della gente. Essere appunto considerati appunto internati militari era una situazione ancora peggiore. E per quale motivo? Perché al contrario di quanto avveniva per i prigionieri di guerra, secondo le convenzioni di Ginevra dell'epoca, quando si era prigionieri si aveva diritto come minimo a un trattamento umano, si aveva diritto a appunto avere delle pause durante il lavoro, per esempio, e oltretutto gli ufficiali erano dispensati da qualsiasi lavoro manuale. E ciò non avveniva per gli internati militari. Loro vivevano in una situazione che oserei definire limbo, nel senso che non erano né soldati né prigionieri di guerra, erano alle mercé delle sentinelle tedesche che appunto li usavano per fare i lavori più umidi, più duri, e li trattavano nel peggiore dei modi. Questa è la cosa appunto che dovrebbe farci pensare
appunto il modo in cui venivano trattati, quando magari noi appunto nella nostra vita abbiamo sbandamenti per cose sicuramente molto meno rilevanti. Per la stradetta de casa mia, goccatà me fradeo Beppi, che c'era anche Toni Finanza insieme con lui. So che il Geradrio cargar su il luame su un caretto col forcon. Quanto contento che l'estate vedermi. E insomma, lì cotta cacciacolare con lui. Ma tutto un colpo Beppi e me ga dimandà, e che ga dimandà sto Toni Finanza. Ma chi sei sto uomo qua? Ti lo conosci tu? Se vede che non me ga aveva neanche conoscesto. Ciò, e c'era un boccetta ancora? E mi mancava da casa da 3 anni, sicché Toni Finanza è tratto via il forcò e che ha sbeccato. Non vedi tu mia che le to fradeo e il moro. Mi ricordo che mi go ferma lì una scianta perché aveva paura di andare a casa. C'era la roba che aveva desiderato di pippar tutto il tempo della prigionia e adesso che c'era lì non aveva neanche il coraggio di mettere un piede dentro della porta. So che so sta fermo un tocco sul primo scalino, neanche a bonde muovermi. Ma dopo avevo deciso, perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Ben, qui mi ha visto venire dentro, mia mamma la sega messa a piangere. Mio papà invece prende subito in cane e va attorno a fiasca di vin bon. E dopo il chiama a casa nostra tutti quelli da contrarre, per farmi festa. Dimmi una cosa, Eric. Credo che... no. Problemi tecnici, sì. Credo che questo sia l'episodio che nonno ricorda più di tutto, giusto? Ma che forse è stato scritto e raccontato in maniera più breve degli altri, solo perché penso l'emozione era talmente forte che non riusciva ad andare avanti. E lo stesso problema secondo me hai avuto tu nel raccontarlo e nel riscriverlo più che raccontarlo. Riusciresti a descrivere meglio questo momento così intenso del ritorno a casa del nonno, magari raccontato a te dai genitori, dai zii, dai tuoi parenti? Allora, mi si chiede appunto di raccontare meglio. Adesso io raccontare meglio quello che è successo, sinceramente farei fatica perché appunto io mi sono basato su quello che mi è stato raccontato per scrivere questo libro. Potrei però immaginare. Io conosco la casa appunto dove mio nonno nacque e dove visse prima del matrimonio. È una casa qui vicino, in via Prole. Sarebbe bello appunto anche andare a vedere i luoghi nei quali si è stata ambientata questa storia, questa vicenda in particolare. È una casa antica lungo una roggia con una stradina lunga una trentina di metri che la collega alla strada principale. E allora tante volte mi sono appunto immaginato questa scena perché appunto secondo me è una delle più toccanti. E forse per questo, ma ci arriverò dopo, mio nonno l'ha trattata più velocemente delle altre. Mi immagino appunto questo ragazzo, ormai 25enne, quasi 26, che torna a casa e percorre appunto questa stradina che non vedeva da almeno 3 anni, perché in 5 anni e mezzo di prigionia e guerra era tornato a casa solamente 1 mese in licenza. Immagino appunto questo ragazzo dimagrito, cambiato, sicuramente che aveva addosso i segni di 3 anni di prigionia, straccione, perché sicuramente era così, tornando appunto da quell'esperienza, che percorre appunto questa stradina e incontra suo fratello. Un bambino, quando era partito mio nonno, lo era ancora comunque,
E vedo queste due persone che cominciano a chiacchierare così, magari delle cose più banali, forse perché non si sapeva cosa dire. E a un certo punto, quando la conversazione è già partita da sicuramente qualche minuto, e questo bambino, che era appunto il fratello di mio nonno, si gira verso l'altra persona e chiede: ma chi è questa persona, questo ragazzo? Tu lo conosci? Ecco, secondo me questa è una scena che vale tutto il libro, che vale tutti gli altri racconti messi assieme, perché ci fa capire quanto l'esperienza della guerra e l'esperienza soprattutto, immagino, della prigionia possa aver toccato profondamente una persona. Dicevo che arrivavo dopo al motivo per cui mio nonno ha trattato più brevemente questa vicenda. Quella che dirò è soltanto una mia considerazione, perché non ho prove per appunto affiancare la mia tesi. Io credo che mio nonno abbia trattato appunto velocemente questa vicenda perché non ha mai voluto mostrare le sue emozioni direttamente, e forse questa vicenda lo emozionava troppo. Lui ha sempre preferito dipingersi appunto come quel Johannin senza paura che non aveva paura appunto di tenere testa agli ufficiali oppure anche alle sentinelle tedesche. Forse in questa situazione lui si sentiva privato della sua corazza, e credo sia per questo che ha deciso di tagliare le parti forse più commoventi della situazione. Se c'è qualcuno nel pubblico che ha da fare una domanda qui a Eric, che è un nome atipico veneto, siamo qui un attimino, se volete qualcuno dire qualcosa. È tuo fratello quel signore lì? No? È il papà. Cosa ha detto il papà quando ha scritto il libro? Che reazione hanno avuto in famiglia? Beh, sono stati sicuramente contenti, più che altro e sorpresi. Perché più che altro? Perché anch'io stesso, quando ho cominciato questa, la definisco avventura, non sapevo appunto il risultato alla quale appunto mi avrebbe portato. Io ho cominciato inizialmente così per caso a raccogliere qualche frase, perché mi sembrava appunto che questo patrimonio di racconti orali che avevo sentito per tutta la vita, in quanto io ho sempre vissuto accanto a mio nonno, fosse appunto doveroso trasmetterle anche a chi viene dopo di me. Inizialmente avevo cominciato a raccogliere qualche bozza, poi ho deciso, visto la quantità di materiale che avevo reperito, ho deciso di cominciare a scrivere. Però in effetti anch'io sono rimasto sorpreso quando ho visto il libro stampato, perché non pensavo appunto inizialmente che il mio lavoro portasse a questo risultato. Sono stato contento e mio nonno è stato molto orgoglioso e la mia famiglia anche. Prima di vedere il video c'è qualcuno che vuole porre una domanda? No, allora vi chiedo un piacere. Il video parte, vedremo il nonno Johannin. Per cortesia fate gli applausi un attimino dopo, perché nonno Johannin parte subito a parlare, se perde un tratto, una parte molto interessante dell'intervista. Diamo via al video. Signora, pure sai quando stiamo la macchinetta se no l'ho preso io che ti paia. Durante massa? Olha, sono di risposta. Dice, il 9 marzo del 40, sono in casa dopo 2 anni e mezzo, ho messo in licenza più viaio, e dopo sono via dalla licenza. Sono in casa dopo 3 anni giusti, sicché sono in casa il 2 di ottobre
del 45, cioè, 5 campagne di guerra per fare il matricola. Ogni campagna di guerra è un anno sempre sta in zona di operazione. Questo nome qua abbiamo chiamato via, no? Via sosta Union e casa un corion. Quando c'è che ti cominci a contare la storia, Eric? È da piccolo. Fin da piccolo te che contare? Sì, perché mi viene al campo insieme, se no non può, non ha. E mi ricordo una volta qua di buscare che era, sono cascato da scampa, non so cosa come se era per le costruire che passano. Da piccolo sempre canticciava che se ne sei volta di qua. Ma sei contento di questo? Sì, perché rammento là, chi mi dice così, io diceva tra di me, mi commassa fuori, perché io non combinavo dei buoni, dei brutti, perché io non combinavo tante, io non combinavo. Che ti cosa sei che te che dici, E dico che io sono sempre stato fortunato, sono sempre stato protetto. 2 anni fa è stato Vicenza che mi ha dato la medaglia, che io stavo con il presidente del prefetto, presidente, e che ho visto che spiegano una fiatina, insomma. Lei stava con la medaglia in mano, in Malaga, ascoltarmi, stavo con la medaglia in mano, e ho spiegato un articolo di che a volte che sono io, casa di Vicenza. No? Se te tornassi in Drio, cosa faresti tu? Amico, la temperatura era quella, che anche un po', che anche adesso, che è tempera lì. Anche adesso, perché mi vedo tante storie che sbragheria su. E se non so mia uno che non sono credente, non credente. Ti, per chi che tu combattuto, cosa sei in guerra? Insomma, ti sentivi che prima che ha fatto la guerra mondiale e che ha vinto la guerra ha perso il portafoglio. Questa guerra qua ha perso la guerra e ha vinto il portafoglio, che diremo. E mi ringraziare tanto infinitamente che manco un ricordo che la gente capisce. Ti adesso, alla notte che ti vieni dentro, pensi tu ancora a che giorni è? Ti viene in mente, ti viene... C'è stato un bel periodo, sì, proprio che dormia poco, cose come, ma dopo mi sta passando, ma qualche volta mi sogno ancora perché mi piace, mi piace il mio carattere, il carattere così da. Per tutto sono contento, sì, perché a dire e fare ho potuto lavorare, perché Dio non se ne roba, ma parla, 20, cari. E grazie, ringraziamo tanto ringraziare altri tutti. Per cosa? Perché robe che hai fatto che si sta massa bravi, naturalmente l'inizio, e poi tutti che sono andati lì, ecco.